La Procura della Repubblica di Treviso aprirà in queste ore un fascicolo d'inchiesta sulla morte di Francesca Schirinzi. Il pubblico ministero Valeria Brunetti disporrà immediatamente l'autopsia sul corpo della mamma 34enne per cercare di chiarire le cause della morte e verificare eventuali responsabilità dei sanitari dell'ospedale di Oderzo. L'esame autoptico potrebbe essere eseguito lunedì prossimo. Fino in fondo alla vicenda vuole andare anche l'ULSS 2. In giornata si sono svolti 2 audit, 2 incontri con i referenti regionali del sistema sorveglianza della mortalità materna, ITOS, per ricostruire nel dettaglio col personale di ostetricia, sala parto e sala operatoria la sequenza cronologica dei fatti avvenuti nella notte tra martedì e mercoledì. Le risultanze saranno poi discusse nell'ambito del Comitato regionale per la valutazione dei casi di morte materna. Ad Annone Veneto la scomparsa di Francesca ha colpito e sconvolto un'intera comunità. Non abbiamo parole, da ieri siamo tutti addolorati e costernati, veramente tutta la comunità, quelli che ho sentito, il parroco, altre persone che conoscono la famiglia. Naturalmente è un momento di grande dolore. È tutto l'insieme che lascia veramente affranti e vicini, ecco, questo possiamo dire, vicini con quello che... per quello che possiamo essere vicini a questo dolore e alle persone provate da questa perdita. Alla scuola materna parrocchiale del capoluogo, frequentata dalla primogenita di 3 anni e mezzo di Antonio, militare al CIMIC Group di Motta di Livenza, e di Francesca, c'è poca voglia di parlare. Siamo già abbastanza scossi da questa notizia, non ci sentiamo di dire niente. Domani le attività termineranno alle 13, si legge nel cartello affisso al cancello, in segno di lutto. Alle 18, in chiesa Nuova a San Vitale, il rosario in memoria di Francesca. Tra i familiari dei bimbi c'è sconcerto. Non dovrebbero succedere, la tecnologia che abbiamo adesso è tutto un insieme di cose, però succede, è la vita purtroppo, e questo è che fa paura, è questo, c'è sempre l'imprevisto su tutto, ma è qua adesso il problema è che c'è un marito con 2 bimbi e non è una cosa da poco, ha perso la moglie e i bambini cosa fa?